Buongiorno e ben ritrovati l'appuntamento con Focus TG per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e come sempre in primo piano c'è la cronaca e purtroppo la cronaca di un altro grave incidente stradale nella nostra regione. È successo a Borso del Grappa, una ragazzina di 17 anni in gravi condizioni dopo essere sbalzata dal suo motorino ieri sera, un volo di 15 metri, ripetiamo, è grave in ospedale. Sentiamo. Una giovanissima di Borso del Grappa è ricoverata in gravi condizioni al Caffoncello in seguito a un pauroso incidente stradale avvenuto nel corso della serata di ieri nel centro del paese. Si tratta di una minorenne del posto che era in sella a uno scooter quando ha perso il controllo del motorino ed è caduta a terra volando per diversi metri sull'asfalto. Secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe andata a sbattere contro un muro e sarebbe stata sbalzata di sella facendo un volo di una ventina di metri. La 17enne ha battuto la testa e ha perso i sensi. Sul posto è accorso un mezzo del SUEM di Pedemontana Emergenza che ha stabilizzato la giovane e l'ha affidata all'elisoccorso per il trasporto a Treviso. La prognosi rimane riservata. A Borso è giunta anche una pattuglia della stradale di Vittorio Veneto per gli approfondimenti di rito. La dinamica infatti non è ancora stata chiarita, come pure eventuali responsabilità nella vicenda. E poi riviviamo i momenti di paura di ieri pomeriggio a Santa Giustina in Colle. Siamo nel Padovano, un uomo che ha rifiutato il trattamento sanitario obbligatorio e si è barricato in casa armato di coltello. È scattata l'irruzione della polizia locale nell'abitazione. Urla, frasi blasfeme e minacce di morte ai vigili. Prima di barricarsi in casa, un uomo residente a Santa Giustina in Colle che rifiutava il TSO si è mostrato per pochi minuti a torso nudo e armato di un grosso coltello da cucina. 3 ore ad alta tensione, quelle vissute ieri in via Dante nel comune dell'Alta Padovana. Dopo una lunga trattativa, l'irruzione in casa. Gli agenti, protetti dai caschi e dagli scudi, insieme ai vigili del fuoco hanno sfondato la porta che collega il garage all'abitazione. L'uomo in evidente stato di agitazione non voleva accettare il ricovero ospedaliero forzato per problemi di salute psichica. Quando sono arrivati i sanitari del reparto di psichiatria dell'ospedale di Campo San Piero, si è presentato sul portone con un coltello da cucina in mano e poi si è chiuso in casa. Dopo 3 ore di negoziati e lunghi colloqui si è arreso e la porta è stata sfondata. Una situazione delicata e ad alto rischio visto il precedente piuttosto recente. Nell'aprile del 2021 infatti l'uomo si era barricato in casa per 36 ore prima che ci fosse l'irruzione dei gruppi speciali dei carabinieri. Anche questa volta aveva sigillato l'abitazione, chiuse le persiane e le inferriate, ma gli agenti della locale alla fine sono riusciti ad entrare da una porta e immobilizzarlo prima di portarlo in ospedale per il TSO. Parliamo di carceri adesso, le frasi che suscitano polemiche dell'assessore regionale Donazzano. Non esistono regole di ingaggio chiare in assoluto quando abbiamo a che fare con la peggiore umanità, perché voi non avete a che fare con le signorine. Lo ha affermato ieri l'assessore veneta al lavoro Elena Donazzan di Fratelli d'Italia visitando il sit-in degli agenti di polizia penitenziaria a Padova e suscitando ovviamente polemiche da parte delle forze politiche di centrosinistra e degli operatori del carcere con quella frase, insomma, in carcere la peggiore umanità. Oggi la replica dell'assessore regionale intervistata a Venezia dal direttore Luigi Baccialli. Ho fatto un raffronto tra la migliore delle società, la migliore delle circostanze e la peggiore umanità, riferendosi ai carceri. Su questo è scoppiato un altro problema. Ma sì, perché per dare solidarietà agli agenti di polizia, che sono quelli che fanno la scelta di vita più difficile, più coraggiosa, non ne parliamo quasi mai, sono reclusi senza aver fatto nulla di male. Ho detto che è in discussione un protocollo, è stato proposto questo protocollo dal Ministero della Giustizia che va proprio nella direzione della chiarezza delle regole di ingaggio, cosa che gli agenti chiedono da tempo. E ho detto anche che la vigilanza non è la medesima. E ho fatto questo paragone, questo parallelismo. Un conto è la vigilanza in una scuola dell'infanzia, dove hai le creature, i bimbi, la migliore umanità. E un'altra cosa è fare vigilanza, sempre di vigilanza si tratta, dentro delle carceri dove qualcosa di male avranno fatto per essere reclusi. Ed è, ho definito appunto la peggiore umanità, la situazione più difficile e l'imprevisto. Ecco, poi si estrapolano dei pezzi.
E questi pezzi scandalizzano le anime belle che pensano di dare lezione di democraticità e anche di interventi. E chiarisco anche un'altra cosa: la Regione del Veneto è tra quelle che fa più iniziative, le faccio io come assessorato, dentro le carceri, sull'istruzione. A Padova abbiamo aperto l'Istituto Alberghiero, o sul lavoro, per dare proprio possibilità a queste persone che hanno sbagliato nella vita di riqualificarsi. Queste le parole dunque di Elena Donazzan a Venezia per la mostra del cinema, intercettata dal nostro direttore Luigi Baciali, insomma in merito alle polemiche che si sono scatenate su quel termine, peggiore umanità in carcere. Adesso andiamo a Venezia, fra poco torneremo alla cronaca. Venezia per parlare del garage comunale perché ci sono delle novità importanti e anche delle novità che possono suscitare evidentemente polemiche, perché vive e lavora a Venezia, insomma non ci sono soltanto i problemi legati al turismo ma anche di chi in città ci vive e lavora quotidianamente. Allora in collegamento Ilaria Marchiori con l'assessore Renato Boraso. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle nostre spalle c'è l'autorimessa comunale, perché siamo qui proprio per parlare di parcheggi. Si è concluso ieri il bando comunale di Piazzale Roma con 1797 domande per però 250 posti auto, 29 gli spazi richiesti dai disabili, 1328 quelli da persone fisiche, 440 quelli da società. In pratica significa che circa un richiedente su 7 avrà la possibilità di accedere a questo parcheggio, e dunque siamo qui proprio insieme all'assessore comunale alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso per parlare di questo, perché ovviamente, assessore, le polemiche non mancano. Insomma, 1797 domande significa che c'è chi ne aveva bisogno, però i posti sono 250. Come risponde lei? Ma niente, che la conclusione di ieri del bando ha testimoniato che c'è una grande attesa. Questo lo sapevamo perché 7 anni fa le domande arrivate erano circa 2000 e quindi siamo poco lontani da quello che è avvenuto 7 anni fa. Non possiamo non nasconderci che c'è una grande attesa, la società è cambiata, le richieste in centro storico, la presenza in ogni famiglia di un autoveicolo c'è ed è uno degli elementi di necessità, e la testimonianza delle 1350 richieste da privati, 400 da imprese e aziende e circa 30 da disabilità è la testimonianza vera che è uno degli elementi necessari. Oggi l'autovettura è un elemento necessario. Noi rispondiamo ovviamente rispetto a quello che abbiamo in disponibilità all'interno dell'autorimessa comunale, che sono in questo momento 250 posti, 175 andranno a privati e 75 imprese. Ciò nonostante siamo impegnati in che cosa? Uno, a dover riprendere in mano una vecchia delibera del 2019 che autorizzava un ampliamento di 400 posti al San Marco. Il garage San Marco ha rinunciato nell'ambito dell'area, chiamiamola Veritas Sant'Andrea. Su questo credo che noi stiamo riflettendo tecnicamente come riprendere in mano questa autorizzazione, anche per farla nostra, cioè magari assieme all'azienda che gestisce ad AVM il garage comunale, e capire come riprendere in mano questa vicenda. L'altro tema è la sfida che ha chiesto forte del sindaco Luigi Brugnaro alla presidenza dell'autorità portuale, dove chiediamo sull'ambito qui vicino, proprio a poche centinaia di metri, sull'ambito dell'area ex VTP, di avere posti per i nostri concittadini, perché la nostra preoccupazione è dare risposte ai nostri cittadini e ai lavoratori, perché ovviamente chi ha un'attività in centro storico ha bisogno poi di spostarsi continuativamente. Anche perché, assessore, sappiamo già, conosciamo chi vive e frequenta Venezia sia perché appunto ci abita, sia perché magari ci lavora quotidianamente. Le difficoltà ci sono già proprio per la gestione del centro storico, quindi sarebbe importante anche poterla raggiungere almeno con un proprio mezzo. Dobbiamo lavorare e il sindaco su questo si sta impegnando perché questo tema dei 250 posti si vada ben oltre, recuperando sia il tema del San Marco che il tema qui all'autorità portuale di Venezia, con un confronto, per carità il Presidente del Porto si è detto disponibile verso il Sindaco a trovare delle soluzioni per dare dei posti in disponibilità, perché è una necessità per i nostri residenti in centro storico e che hanno attività e fa tanta fatica a vivere quotidianamente. Sappiamo i disagi di chi abita in centro storico, perché veramente sono degli eroi comunque a dover, però l'autovettura è diventata una necessità.
E questo grande attesa, questo grande afflusso di richieste è la testimonianza vera che il cittadino ha una seria e importante necessità. Ha bisogno di avere un posto auto proprio nell'ambito dell'area di Piazzale Roma per poter consentire alla propria famiglia di dare risposte alle necessità urgenti. Quindi provvederete al più presto, con che tempistiche? Noi nei prossimi mesi affronteremo il tema di questa delibera che autorizzava l'ampliamento del San Marco e anche spero che il sindaco concluda positivamente per i nostri concittadini di Venezia questo rapporto di collaborazione con l'autorità portuale per recuperare almeno 300-400 posti proprio per i nostri residenti. Grazie all'assessore Boraso, qui da Venezia, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie anche all'assessore Boraso per le sue precisazioni e ovviamente anche il tentativo di dare questa risposta a chi chiede un posto auto a Venezia. Intanto Venezia continua il dibattito sul contributo d'accesso nel 2024, tra le voci contrarie quelle di Venezia.com. Il contributo d'accesso a Venezia o alla città antica e alle altre isole minori, come viene definita dal Comune, entrerà in vigore nel 2024 per circa 30 giornate. In linea generale durante i ponti primaverili e i fine settimana estivi. Costerà 5 euro a testa per tutte le persone di età superiore ai 14 anni, tranne naturalmente per chi appartiene alle categorie di esclusioni ed esenzioni. Del tema a Venezia si discute da parecchio e non tutti sono favorevoli all'iniziativa, come ad esempio nel caso di Venezia.com. Siamo completamente in disaccordo con il contributo d'accesso e noi volevamo che fosse solamente controllato il numero dei visitatori e difatti abbiamo letto che non sarà assolutamente contingentato il numero dei visitatori, quindi non sarà bloccato il numero dei turisti quando supererà certe soglie critiche. Secondo Matteo Secchi, tra coloro in prima linea contro lo spopolamento di Venezia, non si tratta solo di una questione di flussi turistici, ma anche di preservare l'identità di una città, peraltro con sempre più turisti e meno abitanti. Venezia non è un parco giochi, non è un museo, è una città dove ci vivono degli abitanti e non puoi mettere un biglietto d'ingresso a pagamento, perché poi il turista pretenderà anche certi servizi come quando paga per entrare a Disneyland. La delibera sul contributo d'accesso ha ricevuto il via libera della Giunta e approderà in Consiglio Comunale il 12 settembre dopo i passaggi nelle commissioni competenti. Ma secondo Venezia.com, se il problema è governare i milioni di passaggi annuali di visitatori a Venezia, il provvedimento dovrebbe essere un altro. Il numero dei visitatori a Venezia deve essere bloccato quando supera le soglie critiche del numero, come è avvenuto al concerto di Pink Floyd dell'89, quando c'erano troppe persone a Venezia, senza nessun biglietto d'ingresso. La cronaca ci porta spesso a raccontare, non solo a Venezia, la piaga dei furti, spesso che provocano sdegno e rabbia. Fra poco parleremo anche del furto alla pesca di beneficenza della sagra di San Polo di Piave, ne abbiamo dato notizia già ieri, ma poi c'è un'altra razzia che suscita sdegno dal padovano, l'anziano derubato a Noventa Padovana mentre era al capezzale della moglie poi morta, il suo racconto. E sei venuto dentro da una finestra che mi ha fatto danno. Avevo appena finito adesso qui. E vedi? La moglie ha questo. Bisogna gettare quello che viene. Ma com'è possibile? È possibile. Questo è il mondo italiano. Ha le lacrime agli occhi il signor Vincenzo Ferrarese, 80 anni, ieri, mentre era in ospedale perché la moglie è mancata, ha subito un furto nella loro casa di Noventa Padovana. Non è vita questa. Dopo 2 mesi di sofferenza con la moglie, è morta a fare con le mani in mano. Questa è la vita. Bisogna accettare quello che viene. Perché questo battagliare. Dentro la cassaforte i ricordi di una vita. Ha tutto che porta via. La figlia ha detto che dentro la cassaforte che era gioielli, un colliere e 30.000 euro. L'hanno tagliata con flessibile. Ha fatto danni per tutto. Poi il varone della roba.
Il signor Vincenzo è provato, la scomparsa della moglie lo ha segnato. I ladri hanno addirittura portato via le camicie che aveva comprato per il funerale che sarà sabato. Su, qua, e io qua in mezzo qua, cava via tutto qualcosa. E qua. Nuove, questo mi ha messo andare al funerale. Ora mostra la foto della moglie scomparsa, il dolore nei suoi occhi. Ci mostra anche la fede, i malviventi non hanno fatto in tempo a rubarla. Resta questo, un ricordo di un amore lungo più di mezzo secolo. Penso che prima avevo una compagnia, adesso non penso. Lo sdegno e la rabbia anche a San Polo di Piave, come dicevamo, dove 2 notti fa ignoti hanno razziato lo stand della pesca di beneficenza della sagra che terminerà lunedì. I volontari hanno trovato il giorno dopo i segni del passaggio dei ladri che hanno fatto sparire i premi più costosi, tra i quali 2 biciclette, elettrodomestici, un set di valigie. Un danno in fase di quantificazione. Sulla pagina Facebook della Proloco le parole rivolte a propri responsabili. Siamo tutti attoniti e veramente dispiaciuti. Quanto piccoli e disgustosi dovete essere per rubare merce destinata a una pesca di beneficenza il cui ricavato sarebbe andato all'asilo parrocchiale. Non vi vergognate, questo il messaggio forte della Proloco di San Polo di Piave per la razzia alla pesca di beneficenza della sagra locale. Torneremo a parlare di furti fra poco, ma sempre dalla Marca trevigiana. Dobbiamo tornare a parlare di una vicenda che scosse la comunità della Marca e di paese in particolare. Il ragazzino di 17 anni che fu travolto e ucciso in motorino da un agente di polizia che poi risultò avere un tasso alcolico fuori norma. Allora c'è oggi un importante passaggio in tribunale, ce lo racconta in diretta la nostra Daniela Sizia. Daniela, a te buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo qui proprio di fronte al Tribunale di Treviso. Oggi c'è l'udienza preliminare per l'omicidio stradale, quello che coinvolse il giovanissimo Davide Pavan, travolto ed ucciso a 17 anni nel maggio del 2022. L'automobilista Samuel Seno è stato accusato di omicidio stradale, fra l'altro era stato trovato anche in stato di ubriachezza alla guida e oggi i suoi avvocati chiederanno il patteggiamento, 3 anni e 6 mesi, in accordo con la procura. Però sicuramente si opporranno i familiari del ragazzo, si opporranno i familiari della fidanzatina. Ricordiamo che la giovane vittima era stata travolta, era in sella alla sua moto, aveva appena riaccompagnato la fidanzatina a casa, stava tornando nella sua abitazione quando nella sua corsia di marcia era stato travolto da Samuel Seno, che tornava da una festa del rugby. Questo era insomma quello che era accaduto quel giorno drammatico, quando purtroppo a morire era stato questo giovanissimo ragazzo. In aula l'udienza ci sarà fra circa una mezz'oretta, sono già arrivati gli avvocati delle parti, sono già arrivati anche i familiari della vittima, ci sono gli zii della fidanzatina, ci sono anche i familiari del 17enne. Ovviamente il clima, Nicola, come puoi capire, è molto teso, perché si deve ripercorrere quel drammatico giorno, si dovrà ricostruire quello che è accaduto in quegli istanti drammatici, quando c'è stato l'impatto violentissimo tra l'auto di Seno e la moto del 17enne, e quindi si torna, insomma, si riapre, se non si è mai chiusa, ma si riaprirà una ferita veramente profonda, quella dei familiari del giovanissimo. Come vi ho detto, l'UE ha chiesto il patteggiamento, si opporranno i familiari. Sarà il giudice a dover decidere se accettare il patteggiamento di Samuel Seno, poliziotto in forza alla questura di Treviso. 3 anni e 6 mesi, questa è la pena che è stata decisa, concordata con la procura, e aspetteremo poi di sentire anche che cosa invece deciderà il giudice, che cosa diranno i propri difensori, sia di Samuel Seno sia invece i difensori della
della vittima e dei familiari della vittima. Nicola, qui dal Tribunale è davvero tutto, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia. E allora restiamo nella Marca con la cronaca, torniamo a parlare di furti però commessi in questo caso da giovanissimi, come la baby gang in azione a Casier. 5 ragazzi che sono entrati in un magazzino adiacente a un'abitazione con tanto di passamontagna, fermati e denunciati, hanno tra i 14 e i 20 anni, l'operazione dei carabinieri. Travisati con passamontagna hanno fatto irruzione nel magazzino adiacente ad una villetta. Si tratta di 5 giovanissimi, 2 minorenni e 3 maggiorenni. Il colpo è avvenuto a Casier all'1:45 della notte scorsa. La banda, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, era ben organizzata. Hanno scassinato la finestra del locale e sono entrati. Alcuni vicini sono stati svegliati dall'allarme. Ci siamo affacciati, sia noi che i ragazzi di fronte qua, e abbiamo visto sfrecciare via una BMW a velocità proprio alta, come se scappassero. E poi dei ragazzi che correvano via, un paio di ragazzi credo, che scappavano. Poi ci siamo girati di là e proprio sul cancello lì del parco e sembrava che avessero preso una persona. Il proprietario ha allertato i carabinieri. Uno dei ragazzini è stato bloccato poco distante da una gazzella del radiomobile. Il minore è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, una PlayStation, una videocamera e una felpa griffata. I militari dell'Arma sono poi risaliti ai complici. Presso le loro abitazioni e all'interno di 2 zainetti occultati in un cespuglio nei pressi di un istituto scolastico della zona è stata trovata altra refurtiva, fra cui 4 paia di costosi occhiali da sole completi delle rispettive custodie, nonché gli indumenti indossati dagli indagati nel corso dell'azione criminosa, come accertato da alcune riprese di sistemi di videosorveglianza acquisite dai carabinieri. I 5 sono stati deferiti per furto aggravato in concorso, 4 sono residenti in zona, solo uno è di Treviso, la rabbia del sindaco di Casier. Dove sono i genitori di questi ragazzini all'1-2 di notte? Chi è che li controlla? Perché si fa presto a dare colpa alle amministrazioni e alle forze dell'ordine che non ci sono, ma io ripeto e sono arrabbiato con tutte le famiglie che non controllano questi ragazzini. Non solo, i carabinieri di Montebelluna hanno denunciato una 40enne e una 24enne residenti nel Trevigiano per furto aggravato in concorso. Le 2 donne hanno messo a segno un colpo al negozio Quello Giusto di Montebelluna. Hanno trafugato 2 paia di scarpe e un utensile magnetico denominato splaccatore, utile a neutralizzare i sistemi di antitaccheggio. A casa i militari dell'Arma hanno ritrovato anche un ulteriore congegno magnetico. La 40enne e la 24enne sono stati raggiunti dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montebelluna per anni 3 emesso dalla questura di Treviso. Allora, diceva il sindaco Carraretto di Casier dove sono i genitori. Ebbene, è in discussione in queste ore in Consiglio dei Ministri anche il cosiddetto decreto Baby Gang, il decreto legge sulla criminalità giovanile, dove non è solo prevista, a meno che non venga poi stralciati alcuni degli articoli previsti dal decreto, non solo lo stop ai cellulari per i ragazzini a qualsiasi forma ovviamente di piattaforma web e appunto al telefono cellulare per anche i minorenni che compiono dei reati, ma anche una maggiore responsabilità dei genitori, sia per quanto riguarda la dispersione scolastica sia per quanto riguarda il controllo dei ragazzini. Da Palermo a Caivano, la cronaca delle ultime settimane con giovanissimi protagonisti di stupri e violenze ha spinto il governo ad accelerare sul decreto legge contro la criminalità e il disagio tra i ragazzi. Tra i punti principali contenuti nella bozza del provvedimento che approderà domani in Consiglio dei Ministri, la possibilità di applicare l'avviso orale con convocazione del minore da parte del questore anche ai soggetti al di sotto dei 18 anni che abbiano compiuto il 14° anno di età. E se il soggetto a quale è stato notificato l'avviso risulta condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio, il questore può proporre al Tribunale il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici, nonché il divieto di possedere telefoni cellulari. E ancora, in caso di minore ammonito, nei confronti di chi era tenuto alla sua sorveglianza o agli obblighi educativi, è applicata la sanzione da 200 a 1.000 euro. Nel caso poi di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo il PM notifica al ragazzo e ai genitori l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il giovane acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da 1 a 6 mesi. Al termine di questo lasso di tempo il giudice valuta l'esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Ma se invece l'esito fosse negativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.
Infine, niente più multa da 30 euro, ma fino a 2 anni di carcere per i genitori i cui figli non frequentano la scuola. Chi spara, stupra e uccide anche se minorenne deve pagare, le parole del vice premier Matteo Salvini. Intanto sulla dilagante violenza tra i più giovani interviene anche il vescovo di Treviso, ospite in diretta nella nostra prima edizione. Quello che colpisce di più è che a livello di società, ha spiegato Monsignor Michele Tomasi, abbiamo reso possibili linguaggi, comportamenti, toni, parole di una violenza inaudita. Dove sembra possibile qualcosa che sta nell'indicibile addirittura, che ci si possa mettere di fronte a delle persone come se fossero degli oggetti e anche come oggetti da disprezzare e da utilizzare. Questo non va, questa è una questione proprio di linguaggio, di rispetto della nostra umanità. Abbiamo permesso che un certo modo di comunicazione, che sia quello dei social, che sia quello dei mondi, anche temo della pornografia, diventino normali. Torneremo fra poco con la cronaca, adesso torniamo a Padova per parlare di migranti. A Padova il preside dell'Istituto Superiore Duca degli Abruzzi è preoccupato per l'accoglienza dei 30 profughi ancora ospitati nella palestra. Siamo ormai a ridosso dell'inizio delle lezioni e la Croce Rossa è operativa in queste ore appena arriveranno indicazioni dalla Prefettura. Gli ultimi aggiornamenti con Valentina Visentin e Cristian Rocchi Allende da Padova. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, siamo all'esterno della Croce Rossa e Comitato Padovano, ancora una volta per parlare della situazione dei profughi, perché ovviamente a pochi giorni dall'inizio della scuola la preoccupazione dei presidi coinvolti nell'accoglienza, i cui istituti sono stati coinvolti nell'accoglienza dei migranti, sono preoccupati perché ancora non si sa dove verranno trasferiti. La situazione è quella della palestra dell'Istituto San Benedetto da Norcia. Il preside del Duca degli Abruzzi, a cui appunto fa capo la palestra, pare abbia scritto una lettera al presidente della provincia Giordani per chiedere informazioni e per chiedere soprattutto la garanzia che la palestra venga ripristinata per l'inizio della scuola il 13 di settembre. Domani dovrebbe essere sgomberata la palestra della scuola media Falconetto, dove sono rimasti circa una quindicina di migranti, ma chi è sempre in prima linea e pronta ad attendere indicazioni è la Croce Rossa, che appunto dal 15 di agosto è operativa ed è operativa anche in queste ore, pronta ad intervenire quando ci saranno comunicazioni. Sì, certamente noi il dispositivo concordato con la Prefettura il 15 di agosto, che si articola fondamentalmente sulla disponibilità del Donamando dal punto di vista logistico nell'organizzazione degli spazi, supportare le cooperative nel momento della distribuzione dei pasti e dare copertura sanitaria, è tuttora in piedi, esattamente come lo abbiamo concordato, è attivo e siamo presenti negli spazi che sono attualmente occupati dai migranti e dalle cooperative. E siamo anche noi in attesa di ricevere indicazioni. Se sarà necessario intervenire, siamo pronti, e i volontari sono pronti e i mezzi anche. Dunque la Croce Rossa già attivata, sono proprio ore cruciali perché mercoledì riprendono le scuole, insomma, e la Croce Rossa, abbiamo visto, è stata fin da subito attivata già dal 15 di agosto, quando i migranti hanno cominciato ad arrivare, quelli ovviamente destinati per la provincia di Padova. Sì, noi non abbiamo cambiato assolutamente profilo operativo, noi siamo uno strumento a disposizione della pubblica autorità e quindi impiegheremo il nostro personale, i nostri mezzi come ci verrà indicato. Peraltro mi viene da dire che ho la sensazione, questo parlo non solo come presidente del Comitato di Padova, ma come uomo dell'associazione, l'hotspot di Lampedusa in questo momento, per fortuna, è rientrato rispetto alla situazione molto emergenziale che c'era nei giorni di Ferragosto. La numerosità di migranti presenti a Lampedusa è decisamente molto più bassa e io confido che almeno per un po' la pressione sarà un pochettino più ridotta.
Ringraziamo il presidente di Croce Rossa Padova, Giampiero Rupolo. Nel frattempo c'è grande attesa perché questo pomeriggio è anche previsto un incontro tra il prefetto Francesco Messina, che ha invitato per un cocktail i 102 sindaci della provincia. Dovrebbe essere un incontro informale, ma insomma si presume che il tema centrale sarà proprio quello dell'accoglienza, chiedendo poi la disponibilità ai vari sindaci. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Insomma, anche il tentativo, lo dicevi tu, di questo incontro informale con i sindaci per stemperare un po' i toni di alcuni, evidentemente di alcuni primi cittadini, perché continua il coro proprio da Padova di no da parte di alcuni primi cittadini al prefetto. Ad Agna è stata approvata una delibera comunale su questo tema e poi c'è il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bana, che dice che bisogna finirla di minacciare, usa un termine forte, i sindaci, che se non si fa l'accoglienza arrivano le tendopoli. Sentiamo. Posti noi non ne abbiamo, lo sfido a venire a vedere per esempio Noventa Padovana, dopodiché bisogna anche finirla di minacciare i sindaci dicendo che se non facciamo l'accoglienza diffusa vi facciamo una tendopoli. Allora, se questo è la leale collaborazione tra istituzioni, mi sa che avremo un atteggiamento abbastanza ruvido nei confronti di Sua Eccellenza. Franco e diretto, non retrocede di un passo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ribadisce punto su punto il no all'accoglienza di migranti sul suo territorio. Se da Noventa Padovana arriva un no, ad Agna, che ancora vive l'incubo dei grandi hub di San Siro di Bagnoli e di Conetta, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera a maggioranza dei presenti. Già nel 2015, 2016, insomma 2017, 18, 19, insomma gli anni scorsi, quando avevamo il problema dei due hub di Conetta e San Siro, ci eravamo espressi. Per quanto ci riguarda, riteniamo di aver già assolta la nostra parte e di aver già dato in sostanza, perché il nostro territorio sta comunque accogliendo ad oggi dei migranti minori. I minori ospiti ad Agna di una struttura gestita da una cooperativa sono 23, ribadisce il sindaco Piva, che di caserme e grandi hub non vuole sentirne parlare. A Padova intanto il sindaco Saggio Giordani, che in emergenza ha aperto le palestre di 2 scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, aspetta lo spostamento dei migranti per avviare la sanificazione in vista dell'inizio della scuola e su eventuali posti. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. Quando arrivano dove li mettiamo? Critico da subito sull'apertura delle palestre Marcello Bano. È stata una tragedia, che l'ho detto fin dall'inizio, ma come si può risolvere il problema mettendo delle persone come pacchi, facendo delle tendopoli all'interno delle palestre a 3 settimane, adesso ne manca 1 e mezza all'apertura dell'anno scolastico. Era un sistema completamente sbagliato, che io lo dicevo, il mio partito lo diceva, mi spiace ma il sindaco di Padova ci è caduto e questi sono i risultati. E allora l'orizzonte che cosa vede, sindaco? Il prefetto deve fare il prefetto, ha delle caserme, li accolga là, faccia il CPR, i centri per i respingimenti, li identifichi, non li faccia uscire, dopodiché qualora siano riconosciuti come richiedenti asilo, a quel punto se ne discute. A Treviso invece la situazione è diversa. A Treviso, come sapete, c'è l'ex caserma Serena, che è già di fatto un mini hub. A Treviso il sindaco, ancorché leghista, ha un'altra idea sulla questione accoglienza, e dopo la visita di 2 giorni fa anche del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, e delle istituzioni alla caserma Serena, ebbene si fa sempre più concreta l'idea di un ufficio di formazione e collocamento immigrati all'interno della struttura. Si fa sempre più concreta l'idea di un ufficio di collocamento immigrati all'interno dell'ex caserma Serena, un progetto tra l'altro primo in Italia che qualche giorno fa avevamo preannunciato e che oggi il sindaco ha ulteriormente confermato con dovizie di particolari. Noi abbiamo 550 persone all'interno della caserma Serena, alcuni hanno anche delle professionalità e quindi io ho voluto fare una grande ricognizione di quelle che sono le professionalità, quindi insieme ai gestori della caserma abbiamo elaborato una tabella dove abbiamo messo muratori, elettricisti, camerieri, c'è anche un contenitore dove ci sono persone che non sanno fare nulla ma sono pronte ad imparare un mestiere, il tutto per favorire l'integrazione, il tutto per avvicinare
questa emergenza umanitaria ha un'opportunità che è quella del mondo del lavoro. Primo sostenitore dell'iniziativa è il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini, che ricorda come 20 anni fa lui abbia gestito la prima immigrazione passata dalle tende e dalla roulottopoli di Strada Ovest alle case costruite dagli industriali a Casier. Chiamo al rapporto anche tutti gli industriali, perché è inutile pescare le persone che vanno bene se poi non trovano il posto dove abitare, tutto quanto. Quindi, cari industriali, dovete anche voi svegliarvi, perché gli obiettivi si fanno tutti assieme. Un suggerimento che il sindaco Conte ha già raccolto. Se l'imprenditore trova soluzione a quello che è una sua esigenza legata alla manodopera, uno sforzo importante lo può fare per accompagnare questi loro nuovi eventuali dipendenti anche in un inserimento abitativo, facendo magari loro da garanti. Ma sottolinea Conte, bisogna fare un passo alla volta. Ora è importante far partire questo ufficio di formazione e collocamento immigrati anche come risposta allo spaccio e alla microcriminalità. Per chi si annoia, chi perde tempo, rischia di finire in mani sbagliate. Chi invece ha voglia di integrarsi e mettere a disposizione la propria professionalità maturata nel tempo, di sicuro si allontana dai brutti giri. Adesso la questione del caro vita, del caro bollette, lo ricorderete nei momenti più difficili del caro bollette anche per le amministrazioni comunali. Diverse amministrazioni comunali, diversi comuni avevano deciso di, e hanno tuttora in corso questa sperimentazione, di spegnere l'illuminazione pubblica in alcuni orari, soprattutto notturni, per risparmiare. Bene, tempo di primi bilanci dopo queste iniziative, restiamo nella Marca e ci sono anche risultati significativi che consentiranno di risparmiare su altri fronti. Sentiamo cosa accade a Tarzo. Bolletta energetica del comune ritornata ai valori del 2021, quelli per intendersi precedenti alla guerra e ai rincari stellari. Quella di Tarzo è tra le prime amministrazioni della Marca a raffrontare il prima e il dopo. L'illuminazione viene spenta nelle ore notturne dall'ottobre scorso. Rispetto a una spesa nel 2022 di 155.000 euro, quest'anno probabilmente riusciremo ad assestarsi intorno ai 90.000 euro, che era il corrispettivo della spesa storica. 2022 da dimenticare, ma già da novembre lo spegnimento dell'illuminazione ha iniziato a dare dei risultati, arrivando a riduzioni addirittura del 54% mensile come quella di giugno. Non sono solo i dati economici a dare conforto sulla correttezza della strada intrapresa. Noi abbiamo notato che gran parte dei furti che avvenivano nelle abitazioni non avvenivano nelle zone in cui non c'era l'illuminazione pubblica, ma avvenivano bensì dove l'illuminazione pubblica era presente, anche perché anche chi deve delinquere deve comunque avere l'illuminazione sufficiente per poter poi scassinare la porta, eccetera. Anche perché di notte col buio, se uno accende una torcia per commettere qualcosa, è visibile da lontanissimo. Nel 2023 Tarzo non ha dunque riscontrato un aumento di furti né una maggiore incidentalità stradale. La cosa che mi hanno fatto notare qualche mio cittadino e che poi ho voluto osservare è che in realtà, soprattutto nella strada principale, che è quella, diciamo, la provinciale, che è maggiormente trafficata, molto spesso in precedenza avevamo problemi di eccessi di velocità, cioè macchine che di notte sfrecciavano velocemente. La cosa che si è notata in realtà, spegnendo le luci, è che le macchine procedevano lungo la viabilità molto più lente rispetto a prima. Ogni territorio valuta poi le esigenze in base alle proprie caratteristiche, sottolinea il sindaco, ma a Tarzo questa strategia sta funzionando. A fine anno si deciderà se proseguire. Oppure proporre ai cittadini se preferiscono avere la città illuminata, il paese illuminato di notte, oppure magari un'addizionale IRPEF un po' più bassa, perché questa operazione, tra le tante, ci ha consentito anche di non tagliare servizi essenziali e di non aumentare le tasse ai cittadini. Intanto sul fronte del caro vita l'inflazione scende, ma non scendono i prezzi sugli scaffali dei negozi. A lanciare l'allarme la Confederazione Italiana Agricoltori, la CIA del Veneto, che dice che le classi sociali più deboli saranno costrette a scegliere tra la spesa e le cure sanitarie o il pagamento delle bollette. Se l'inflazione galoppa al 6%,
l'aumento nei scaffali aumenta anche dal 14 al 16-18% delle materie prime, quindi frutta e verdura, ma anche latte e pasta. Una situazione di grande difficoltà di spesa, di grande difficoltà economica, soprattutto per le classi più deboli, per i cittadini più deboli, mi riferisco ai pensionati, ma non solo, ma anche alle famiglie numerose. Un autunno caldo con classi deboli sempre più povere è il ritratto dell'ultimo report della CIA. Sempre più pesante il carrello della spesa, con aumenti notevoli sui beni di prima necessità. Latte più 16%, pane più 32%, pasta più 39%. Tanti potrebbero essere costretti a scegliere tra il cibo e il pagamento delle bollette, ad esempio. Oltre a questo metto anche l'altro elemento importante per quanto riguarda sempre i nostri pensionati, ma anche le categorie più deboli, che è la sanità. Perché l'altro aspetto negativo oggi nel Veneto, ma non solo nel Veneto, l'abbiamo visto anche a livello nazionale, è anche la sanità, e quindi le difficoltà che oggi hanno le nostre aziende, che hanno oggi i nostri consumatori, che hanno oggi le categorie più deboli, vuol dire anche sì alimentarsi, ma anche curarsi. Aumenti, spiega la CIA, di cui agli agricoltori non resta nulla. Fatto 100 il valore finale, dal 14 al 18% va agli agricoltori, quindi una situazione di difficoltà, ma soprattutto se poi mettiamo in campo anche l'altro aspetto, che è l'aumento dei prezzi per le produzioni, l'aumento del gasolio, l'aumento dei concimi, l'aumento proprio per produrre materie prime. Cambiamo argomento, andiamo a Bassano del Grappa per parlare del Ponte Nuovo che apre in queste ore, ma i lavori proseguiranno fino all'anno prossimo e finiranno, secondo l'ordinanza comunale, proprio per la festa di San Bassiano. Segnatevi la data nel calendario, 19 gennaio 2024. Fateci un bel cerchio attorno, perché fino a quel giorno il Ponte Nuovo sarà a mezzo servizio e tutta la viabilità di Bassano dovrà fare i conti con le limitazioni e le deviazioni dovute al cantiere sul malato eccellente della città. La data, nero su bianco, arriva dall'albo pretorio comunale nel quale è stata pubblicata l'ordinanza che sancisce in pratica l'assetto viario della città nei prossimi 5 mesi, dopo settimane di incertezze e indecisioni. Eccola qui l'ordinanza con quella data che suona come una sirena per tutto quello che accadrà a Bassano da qui all'anno prossimo. Un periodo che comprende ad esempio la Fiera Franca e quella d'autunno, con migliaia, anzi decine di migliaia di visitatori pronti ad arrivare in città per un appuntamento antico e radicato anche fuori dal territorio. E poi c'è il ponte dell'8 dicembre con il suo antipasto di eventi natalizi. Per non parlare poi delle feste e del volume di turisti, visitatori, amanti dell'arte e del bello, diretti al Salotto Buono per un tour, un po' di shopping e una cappatina in uno dei centri più belli del Veneto. Ecco, tutto questo dovrà fare i conti con la chiusura della carreggiata sul lato nord del Ponte della Vittoria, sia per la viabilità ciclopedonale che per quella veicolare, e con l'apertura della sola corsia che va da Piazzale Cadorna verso Angarano, Scalabrini e Marostica. Tutti gli altri dovranno sciropparsi il giro ben noto sul terzo ponte, dove si sono viste scene da incubo anche nei periodi più caldi dell'estate. Certo, l'ordinanza avverte che la situazione durerà comunque fino alla fine dei lavori, che potrebbe essere prima del 19 gennaio, ma in caso di problemi di varia natura potrebbe arrivare pure dopo. In ogni caso, già dalle prossime ore, con l'apertura del ponte a mezzo servizio, la viabilità bassanese potrà respirare in vista dell'inizio delle scuole e le normali fluttuazioni del traffico di settembre potranno dare qualche indicazione di normali, chiamiamoli così, disagi sulle due sponde della Brenta da qui all'Epifania e pure un poco dopo. Giusto per intenderci, il 19 gennaio cade San Bassiano, patrono della città. Speriamo che almeno lui ci metta una mano sopra. In attesa di San Bassiano, vediamo com'è la situazione in queste ore. Lo facciamo gli ultimi aggiornamenti proprio con Sharon Di Carlo dal Ponte Nuovo. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Vedete questa immagine perché sarà l'ultima volta che vedrete il Ponte della Vittoria completamente chiuso, perché da oggi pomeriggio il Ponte della Vittoria riaprirà. Noi siamo in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti quando riaprirà allora questo ponte parzialmente? È prevista per oggi pomeriggio al termine dei lavori dell'impresa, pertanto tra le 5 e le 6 di questa sera, l'apertura del ponte in un senso di marcia che va proprio da dove ci troviamo noi verso ovest, pertanto da Piazzale Cadorna direzione verso Marostica. Come mai questa scelta, questa parte del ponte? Beh, è una scelta che è stata
ponderata in base ad alcuni dati. Innanzitutto un flusso di traffico da est verso ovest che bloccava una gran parte della città, soprattutto nelle ore serali, con code piuttosto importanti. Prima considerazione. La seconda considerazione è stata fatta con SVT, perché nelle ore centrali della giornata, a mezzogiorno, quando escono dalle scuole o provengono dalla stazione ferroviaria con gli studenti, loro hanno bisogno di uscire e facendo l'est-ovest gli consentiamo di andare via velocemente, rispettare i tempi e anche rispettare i costi che sarebbero stati altrimenti molto più elevati facendo fare un giro verso l'esterno. Non da meno alcune altre considerazioni legate anche a chi lavora qui nell'intorno del ponte, commercianti in primis, che preferiscono questa direzione, cioè da est verso ovest. Quando riaprirà il ponte in maniera completa? Il ponte in maniera completa contiamo di aprirlo verso metà-fine di novembre, quando saranno terminati i marciapiedi ciclopedonali, meglio a nord e a sud, e pertanto sarà possibile in quel momento sia il doppio senso veicolare che il doppio senso ciclopedonale. A dire la verità, il ciclopedonale probabilmente sarà già aperto da metà ottobre, metà 20 di ottobre, quando l'impresa avrà terminato la parte nord del ponte stesso. Ora iniziano le scuole, le persone tornano a lavorare, torna la quotidianità di Bassano, della città. Avere il ponte aperto solo a metà provocherà traffico? Allora, diciamo sull'asse del ponte no, perché il ponte ritorna ad essere nella sua naturalezza con il traffico est-ovest. È chiaro che qualche problema, è inutile nasconderlo, probabilmente ci sarà nella zona del terzo ponte, soprattutto nelle ore mattutine, quando tutti si muovono per andare o alle scuole o verso i luoghi di lavoro che magari stanno ad ovest, e lì chiaramente è un punto dove ci sarà una maggior concentrazione. Però nelle nostre valutazioni, mentre quello è solo una fase mattutina, avevamo la fase serale che invece era molto importante e pesante appunto nell'attraversamento est-ovest. Glielo devo chiedere, un'ordinanza dice però che i lavori continueranno fino a gennaio. Sì, allora l'ordinanza è un atto formale che fanno gli uffici dei lavori pubblici, dove sono indicate le date previste nei programmi contrattuali e quanto è previsto del contratto tra il comune e l'impresa. Poi quello che accade a cantiere chiaramente è diverso, quello che l'amministrazione ha chiesto all'impresa è di comprimere i tempi, lo hanno fatto, di questo li ringraziamo insieme ai tecnici comunali, perché hanno rispettato i tempi dell'8 settembre, oggi ne abbiamo 7, e ci hanno assicurato che rispetteranno anche la compressione dei tempi per dare ai cittadini il prima possibile un ponte funzionale e tutto sommato probabilmente esteticamente che è più bello di prima. Incrociamo le dita allora, grazie Sempre. al vice sindaco Andrea Zonta. Da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e grazie al vice sindaco Zonta. Restiamo però nel Vicentino per parlare delle continue predazioni dei lupi, una delle piaghe della montagna non solo nel Bellunese ma appunto anche sull'altopiano di Asiago, tanto da spingere una malga a chiudere per colpa dei lupi. Abbiamo preso questa decisione difficile perché da 2 settimane a questa parte abbiamo avuto 3 incontri, cioè le mucche hanno avuto 3 incontri con il lupo. Chiude per lupi malga Col d'Astiago sull'altopiano dei 7 comuni. Una decisione sofferta, spiega Martina Magrin che gestisce la malga, ma restare in montagna in questo momento è diventato davvero troppo rischioso. Nelle ultime 2 settimane le vitelle si sono trovate più volte sotto l'attacco dei predatori. Ci siamo accorti tardi, al mattino, quando il gioco era fatto, e abbiamo trovato la vitella morta sbranata, e poi venerdì mancava un'altra vitella e sabato siamo riusciti invece con l'allerta dei nostri cani, a salvarne una sicuramente. Perdite importanti che costringono i malgari a chiudere l'alpeggio in anticipo. Come vi sentite? Affranti perché questa era una stagione
stupenda, a livello prati non mancava l'acqua e i cinghiali non ce n'erano, quindi anche lì i prati erano bellissimi e quest'anno l'inconveniente è proprio dovuto al lupo. Martina promette che l'anno prossimo torneranno in montagna, ma chiedono aiuti e azioni concreti. Noi dobbiamo tutelarci per quanto prevenzione, sicuramente è che anche la prevenzione non è semplice averla e forse magari politicamente ci dovrebbero essere più contributi, ma anche a livello burocratico che la cosa sia più semplice. Dall'altopiano alla provincia di Padova, però in questo caso facciamo il punto sulla peste suina. La malattia non è ancora arrivata nella nostra regione, ma gli esperti dicono che bisogna tenere molto alta la guardia. I casi che si sono manifestati in Lombardia, gli ultimi casi precisamente in provincia di Pavia, non ci possono rendere insomma, spettatori di questo grido d'allarme che viene dalla diffusione della peste suina per ora nei selvatici. La peste suina si avvicina alla nostra regione, non c'è tempo da perdere, per questo è nata la necessità di istituire un tavolo di lavoro che terrà monitorata la situazione, la raccomandazione e anche ai privati cittadini sentinelle sul territorio. Chi gira per i boschi, per i colli, deve immediatamente segnalare l'eventuale presenza di cinghiali morti. Qualsiasi rifiuto che contenga delle matrici a base di carne di suino, potrebbe essere anche banalmente il bordo del salame che accidentalmente cade, dobbiamo assolutamente attenzionarlo per far sì che l'eventuale cinghiale presente nei territori in cui è presente, purtroppo, sicuramente in popolazione non proprio bassa, venga a contatto con il virus, perché noi fino a testaggio diciamo, dell'alimento non abbiamo prova della negatività per il virus di quell'alimento, che non è pericoloso per l'uomo. La peste suina, va ricordato, non è pericolosa per l'uomo, ma può creare grandi danni al comparto dell'allevamento. È una situazione preoccupante, purtroppo l'ennesima che riguarda il comparto agricolo come dire, destinatario degli effetti negativi dell'eventuale proliferarsi della peste suina anche sul territorio regionale veneto, che per fortuna per ora non c'è traccia, però diciamo che è alle porte, una malattia che non riguarda l'uomo fortunatamente, ma che può compromettere il comparto zootecnico della suinicoltura. È necessario tenere monitorata la presenza dei cinghiali sui colli euganei. Sarà importante continuare l'attività di monitoraggio che oggi e anche in passato è sempre stata fatta dalle squadre e dal personale del parco, dai cacciatori formati e dalla popolazione che è molto sensibile a questo fenomeno. E la seconda cosa è la continuità nell'attività di contenimento della specie. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con Focus TG. Rieccoci in diretta, ripartiamo dalla cronaca, ripartiamo dal Vicentino con un'operazione che ha portato a denunciare una persona perché coltivava abusivamente marijuana. È successo a Zugliano. Semi nascoste da lamiere di plastica e bancali nell'orto all'esterno di un'abitazione, gli agenti della polizia locale nord-est vicentino durante un controllo del territorio e attirati dal forte odore hanno trovato 6 piante di cannabis, alcune delle quali alte fino a 2 metri. Scattate le indagini è stata eseguita una perquisizione che ha permesso agli agenti di trovare in una delle stanze un'altra pianta appesa al soffitto ad essiccare. La polizia locale ha denunciato un uomo a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sequestrate. E riguarda anche il Vicentino il problema di molte scuole paritarie. Sono 15 le paritarie dall'infanzia alle superiori che in Veneto non riapriranno in questi giorni. Complice il crescente calo demografico, ma anche, denuncia FISM Veneto, la mancanza di un sostegno da parte del governo. Quindi sentiamo il servizio con il presidente Cecchin di FISM Veneto che lancia questo allarme.
Per nidi e scuole dell'infanzia il ritorno in classe è iniziato in questi giorni, mentre per elementari, medie e superiori la prima campanella suonerà il 13 settembre. In Veneto però ci sono 15 istituti che non riaccoglieranno bambine e bambini perché a giugno hanno annunciato la cessazione definitiva della propria attività. 10 scuole dell'infanzia, una primaria, 2 secondarie inferiori e altrettante superiori. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 9 i plessi chiusi in provincia di Vicenza, 3 in provincia di Venezia, 2 nella Marca Trevigiana e una nel Rodigino. Ma il numero potrebbe essere ancora più elevato, visto che al report mancano i dati degli ultimi mesi. Nel 2003 erano oltre 1300 le scuole paritarie in Veneto, oggi se ne contano 1000. Perdiamo all'incirca, negli ultimi 10 anni almeno, abbiamo perso minimo 10 con punte di 12-15 scuole l'anno, nel senso che non riaprono, sono minimo 50 60-70 posti di lavoro, quasi tutti femminili, che andiamo a perdere. Un impatto a livello occupazionale significativo, come è significativa la ricaduta sociale che la chiusura di una scuola ha per un territorio. È la vita stessa di quella frazione, è la vita stessa di quell'ambito periferico, quindi toglierla significa togliere l'ossigeno a quella periferia, a quella frazione, quindi significa farle morire. Per l'anno scolastico al via sono stati oltre 80.000 i bambini tra 0 e 6 anni accolti nelle scuole FISM del Veneto, 3.000 in meno rispetto all'anno scorso. All'origine di questa situazione chiaramente una sempre crescente denatalità. Nel 2022 sono stati 30.000 i nuovi nati in Veneto a fronte dei 50.000 del 2008. Ma sottolinea Cecchini, il calo demografico non è la sola causa delle cicliche chiusure di scuole, perché spiega anche istituti con un'unica sezione possono sopravvivere se sostenuti. Un aiuto economico che deve arrivare dalle istituzioni, laddove le rette delle famiglie pesano per il 55-60% dei costi. E a proposito di rette, l'inflazione e gli aumenti delle bollette hanno costretto gli istituti ad incrementare le tariffe. Abbiamo aumentato tra le 20 e le 40 euro mensili, 160 euro, 200 euro di retta mensile per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Il governo per queste realtà deve fare molto di più, conclude Cecchini, e come FISM stiamo spingendo per misure all'interno della manovra finanziaria. Si sta impegnando molto con il governo e con i ministri per la prossima legge di stabilità, per la prossima finanziaria, per chiedere le risorse che servono per mantenere in vita le scuole. Arrivano invece buone notizie a Vicenza sul fronte dei rimborsi per le rette degli asili nido della città, tema che era stato un cavallo di battaglia dell'amministrazione attuale in campagna elettorale. Allora, in collegamento la nostra Luisa Bertini con l'assessore all'istruzione di Vicenza Giovanni Selmo. A te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in comune a Vicenza in compagnia dell'assessore comunale all'istruzione Giovanni Selmo, perché oggi vengono illustrate le modalità di rimborso per le rette degli asili nido. Ricordo che questo è stato un cavallo di battaglia dell'amministrazione neoinsediata durante la campagna elettorale. Ad oggi come siamo messi, quali sono le modalità e quante famiglie riguarderanno? Sì, oggi partiamo con la spiegazione di quella che è la modalità di rimborso per le rette degli asili nido, un impegno che ci siamo presi, che giustamente ricordava, per la campagna elettorale. È un'urgenza della città per alcune fasce di popolazione, ma non solo le più basse, è una spesa importante. Questa misura va incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto delle mamme, che così possono anche avere un'agevolazione importante. È un modello, quello che spiegheremo alle famiglie con una lettera che invieremo loro con l'avviso di pagamento la prossima settimana, che si ispira, come abbiamo detto in campagna elettorale, ad altri comuni, fra tutti quello di Mantova, che ha collaborato con noi anche per questa modalità. Praticamente si tratta di una collaborazione che le famiglie fanno fra noi, che rimborsiamo una parte, e il bonus statale che è gestito da INPS, il bonus asili nido gratis, asili nido INPS. Ecco, cosa fa il comune? Chiede agli utenti di presentare domanda all'INPS per il bonus asilo nido. È una domanda che tutti possono presentare con la propria fascia ISEE. Al netto della differenza fra la retta base e il bonus che le famiglie ricevono dall'INPS, noi scaliamo da subito un 20%. Abbiamo detto che l'impegno dell'amministrazione
è scalare fino all'arrivare alla 0 per le famiglie, e su questo abbiamo già iniziato con questo modello, quindi avranno tutte le spiegazioni. Dopo aver partecipato al bonus asili nido dell'INPS, noi aiuteremo le famiglie scalando direttamente il 20% di quello che rimane, la differenza della retta base. Ecco, parliamo dei numeri, quante famiglie saranno coinvolte? Sono 420 bambini che fanno parte dei nostri 10 asili, 6 sono in gestione diretta comunale, 4 in concessione. Per tutti questi è prevista questa misura, quindi tutte le famiglie saranno contattate, forniremo anche tutta l'assistenza necessaria per la spiegazione di questa modalità, che comunque è molto semplice, e i nostri esperti professionisti sono pronti ad aiutare. Fra l'altro anche INPS ha una collaborazione con i CAF per aiutare le famiglie a inserire la domanda per il bonus nel portale INPS, quindi sicuramente sarà il caso di sfruttare questa collaborazione fra enti, sperando di aiutare concretamente le famiglie in un aspetto decisivo dell'educazione della nostra comunità, che è l'asilo nido. Ecco, io ringrazio l'assessore Selmo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, all'assessore all'istruzione. Restiamo a Vicenza perché continua la guerra politica attorno alla riqualifica dell'ex tribunale. Il centrodestra chiede all'amministrazione guidata da Giacomo Possamai di non bloccare il progetto che punta a creare la nuova biblioteca bertoliana. Il confronto in queste ore a Palazzo Trissino in Commissione Cultura. La trincea dell'ultima guerra politica è qui. Palazzo Trissino, nelle sale antiche, c'è aria di battaglia moderna, attualissima, con la Commissione Cultura che si riunisce per discutere il progetto di riqualifica dell'ex Tribunale di Vicenza. Sono le 5:30 del pomeriggio quando scatta il gong, si comincia, si parte, con il centro-sinistra al governo della città che ha già stoppato o congelato altri progetti firmati dal centrodestra dell'ex sindaco Francesco Rucco. Centro-sinistra che adesso esprime perplessità anche sull'idea di portare il nuovo polo bibliotecario all'ex tribunale. Il nuovo polo bibliotecario è un obiettivo di questa amministrazione, lo è sempre stato anche negli anni passati. Ci troviamo però in questo momento, dopo 5 anni dell'amministrazione precedente, con in mano solo uno studio di fattibilità per la realizzazione della nuova biblioteca all'ex tribunale. Quindi i passaggi ancora sono da fare molti, e soprattutto la parte del reperimento delle risorse che al momento non ci sono. Le risorse non ci sono, non per concludere il progetto avviato dalla precedente amministrazione, che aveva puntato forte sulla riqualificazione dell'ex Tribunale di Vicenza, da molti, troppi anni relegato a deposito del nuovo tribunale, quello di Borgo Berga. Insomma, un buco nero della città a cui ridare luce, restituire un futuro, una prospettiva. Per questo l'idea era di portarci vita, gioventù, studenti, creando il nuovo polo bibliotecario della città del Palladio. A questo scopo, mentre veniva organizzata la relazione sismica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica con interventi di adeguamento per ottenere i livelli di sicurezza, era stato anche avviato il confronto col Ministero della Giustizia per liberare gli spazi dai mobili, dai fascicoli, dai rifiuti, con spese a carico dello Stato. I fondi per la realizzazione della nuova Bertoliana pesano sul bilancio triennale di previsione dal 2023 al 2025 per 10 milioni di euro. Tutto avviato dunque, ora però bisogna trovare altre risorse per concludere. E la palla passa alla nuova amministrazione di centrosinistra che stasera in Commissione Cultura ha fatto il punto della situazione. Al momento le risorse non ci sono, il progetto è solo uno studio di fattibilità, quindi strada da farne ce n'è tanta. È proprio il compito della politica quello di reperire fondi per i progetti che interessano e che si vogliono portare avanti nel bene della città. Quindi c'è già un accantonamento importante, c'era una previsione di 2 milioni di euro per anno che insomma consentiva di arrivare alla fine del progetto. È sicuramente un investimento importante, noi però il centrodestra è a disposizione se questo è il tema, la sensazione è che sia una volontà in realtà esclusivamente politica, cioè l'idea di distruggere tutto quello che è stato fatto prima, magari per degli obiettivi diversi, ma al centro va messo il bene della città e non le battaglie politiche. Ancora da Vicenza, San Felice, nell'area dell'ex Acciaierie Beltrame nascerà un nuovo parco recintato, 822.000 euro per un polmone verde che sarà restituito al quartiere entro la fine dell'estate prossima. Si parte intanto con gli interventi di bonifica.
parte la bonifica e la messa in sicurezza dell'area destinata alla realizzazione del parco urbano a San Felice, nel sito delle ex acciaierie Beltrame. Una serie di interventi che si completeranno con la restituzione finale al quartiere e ai vicentini di un polmone verde di circa 6.000 metri quadrati tra via Cattaneo e via dei Mille. E la partenza adesso è molto veloce perché entro fine anno dobbiamo rendicontare le spese di bonifica alla Regione Veneto, quindi necessariamente procederemo adesso con tutte le questioni amministrative per iniziare proprio i lavori di bonifica e poi da gennaio iniziare la parte relativa a parco. Quindi entro la fine dell'estate prossima i tecnici dicono che riusciremo ad avere una nuova zona verde da dare alla cittadinanza. Dalla rampa per disabili alla piantumazione degli alberi, ai giochi e non solo per i bimbi, perché sono previsti tavoli da ping pong e scacchiere, senza trascurare il fattore sicurezza con la videosorveglianza, l'illuminazione e la chiusura del parco nelle ore notturne. Sarà chiuso dalla sera fino alla mattina successiva, valuteremo se sarà necessario un servizio di guardiania, ma queste sono cose che tratteremo poi più avanti nei prossimi mesi. Oggi la Giunta Comunale ha deliberato il progetto esecutivo per una spesa complessiva di 822.000 euro. Si è dovuto far fronte ad un aggravio di costi, ha spiegato l'assessore Baldinato. L'intervento discende da un progetto del 2017 che in fase di realizzazione ha subito un aggravio nei tempi e nei costi, determinato in particolare dalla necessità di eseguire la bonifica di materiali contenenti amianto. Ora si parte con la bonifica che prevede l'impermeabilizzazione del suolo, lo smaltimento dei rifiuti speciali emersi dagli scavi e la modifica del sistema di monitoraggio di falda, interventi preliminari alla realizzazione del parco. L'importo si aggira in totale sugli 800.000 euro, recuperati in parte dalla Regione Veneto per la bonifica del parco Astichello, quindi destinati per competenza e per logicità alla bonifica di questa zona, economie di spesa derivanti dal recupero di un'area anche bonificata e ancora in fase di bonifica ex Zambon e soprattutto il bando periferie, perché questo ricordiamo è un progetto che nasce nel 2017, quindi la parte sostanziale dei contributi deriva dal bando periferie. Ancora qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta l'ultima parte di Focus TG. Rieccoci in diretta a Focus TG. Prima di proseguire con il nostro telegiornale, qualche aggiornamento di cronaca dai siti online, anche uscendo dal Veneto, e purtroppo quante volte abbiamo raccontato nel nostro Veneto le tragedie, la strage ormai, chiamiamola così, dei femminicidi, perché tale è una strage. C'è purtroppo un'altra terribile vicenda, viene dalla Sicilia, da Marsala, uccide l'ex compagna e poi scappa e si suicida. Lo vediamo dal sito di Repubblica. Marisa Leo aveva 39 anni, nel 2020 fece denuncia per stalking. La polizia ha trovato ieri sera il corpo di lui dentro un'auto su un cavalcavia. Il femminicidio scoperto nella notte all'interno dell'azienda agricola dell'assassino. La donna era responsabile comunicazione dell'azienda vinicola Colomba Bianca. Il sindaco di Seremi ha annunciato il lutto cittadino. Dopo mesi di litigi le aveva chiesto un appuntamento per chiarire. Purtroppo è un meccanismo, un modus operandi che si ripete, quello degli appuntamenti chiarificatori che poi si trasformano in tragedia. Angelo Reina, 42enne imprenditore di Valderice in provincia di Trapani, si è presentato con un fucile e ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo, di 3 anni più giovane. Poi è fuggito in auto. La polizia stradale ha trovato il corpo senza vita dell'uomo all'interno della sua vettura sul viadotto che porta a Castellammare del Golfo. Questo accaduto a Marsala, e lo dicevamo, quante volte abbiamo visto questo copione ripetersi e ancora continua a ripetersi nonostante tutto. Andiamo sul Gazzettino, torniamo in Veneto, altri aggiornamenti di notizie. Autovelox non testate dal comune, siamo a Cadoneghe, 24.000 multe a rischio annullamento, l'abbiamo raccontato ieri nei nostri telegiornali, quindi il caso che resta ampiamente aperto. Poi abbiamo raccontato di San Polo di Piave, del furto dei maxi premi alla pesca di beneficenza, la rabbia degli organizzatori che avevano scritto "ma non vi vergognate", riferendosi proprio agli stessi ladri, anche perché la pesca di beneficenza era come dire, una pesca di beneficenza per supportare i fondi per l'asilo
l'asilo del comune, l'asilo parrocchiale, quindi doppiamente vergogna. Poi il base jumper di 38 anni che si è lanciato dalla Tofana ed è morto dopo un volo di 200 metri, l'abbiamo raccontato ieri a Cortina d'Ampezzo. Un 38enne australiano su Instagram aveva postato alcuni video delle sue imprese poco prima di morire. E poi la giovanissima di 17 anni, l'abbiamo detto all'inizio del nostro Focus TG, che ha perso il controllo dello scooter, un volo di 15 metri, ha perso i sensi ed è ricoverata a Treviso, ed è successo, lo sappiamo, a Borso del Grappa. Il ticket d'accesso a Venezia con il dibattito ma anche la concretezza che porterà a Venezia quasi quota 50 milioni gli incassi per il comune. E poi questa notizia curiosa, se non fosse quasi tragicomica, le diagnosi esilaranti dei medici argentini tappabuchi in Friuli Venezia Giulia, e l'ospedale assume un traduttore. Insomma, alcune diagnosi che per evidenti difficoltà di linguaggio sembravano davvero quasi da film comico. Il problema è che appunto sono medici tappabuchi. Il problema della sanità è serio anche in Friuli Venezia Giulia, non soltanto in Veneto. A Marostica è tutto pronto per celebrare i 100 anni della sezione alpini. Ci sono tantissime iniziative in questo weekend e Rete Veneta sarà in diretta per portare nelle vostre case lo sfilamento alpino e raccontarvi minuto dopo minuto tutte le emozioni della cerimonia. Gli alpini della sezione ANA di Marostica sono pronti a celebrare il centenario della loro fondazione e questa volta sfileranno nel cuore della loro città. A Marostica fervono i preparativi, le bandiere tricolore sventolano lungo le strade del centro storico. La piazza è vestita a festa per accogliere le penne nere. Arriveremo qui in piazza dove verranno schierati tutti i vari Vissilli, i vari Gagliardetti, i vari Labri. Ci sarà la presenza del Labro nazionale che sarà qui al sabato per ricevere la cittadinanza onoraria della nostra città e del comune di Marostica. Sarà proprio il Consiglio Comunale straordinario convocato per sabato mattina ad aprire il programma delle celebrazioni con il riconoscimento della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. Questo è stato un ragionamento che abbiamo fatto con la sezione locale proprio per riconoscere l'alto spirito del volontariato e della disponibilità non soltanto verso i cittadini di Marostica, naturalmente della sezione locale, ma di tutti i volontari che nei momenti di emergenza sono sempre presenti per aiutare il prossimo. Sempre sabato alle 21 serata alpina con i cori ANA Marostica e ANA Cadore Congedati. Domenica mattina poi lo sfilamento lungo le vie del centro. L'ammassamento viene fatto nel quartiere San Benedetto, attraverseremo la via Campomarzio, entreremo nel corso Mazzini, usciremo da Porta Breganze, scenderemo per il viale della Rimembranza, poi arriveremo nella via 4 novembre e faremo l'entrata a sud della porta centrale del castello inferiore. Seguirà la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Vicenza Monsignor Giuliano Brugnotto e i discorsi delle autorità. E così, dopo i festeggiamenti per i 100 anni della partita a scacchi, Marostica si prepara a festeggiare un altro compleanno importante. La città si sta anche addobbando a festa proprio con decine e decine di tricolori lungo il percorso dello sfilamento, e come amministrazione per omaggiare la sezione locale e nazionale naturalmente da ieri sera il castello si illuminerà fino a domenica con il tricolore. E noi porteremo nelle vostre case tutte le emozioni del centenario degli Alpini di Marostica. Saremo in diretta su Rete Veneta sabato con la serata concerto a partire dalle 21 e domenica dalle 8:30 con tutte le immagini più belle dello sfilamento delle penne nere. Allora sabato alle 21 e poi domenica dalle 8:30 la diretta su Rete Veneta per raccontarvi le emozioni dello sfilamento delle penne nere per i 100 anni della sezione di Marostica. Ma non c'è solo questo appuntamento in questo weekend del Vicentino. Nel fine settimana a Cassola la 5ª edizione del Serenissima Para Athletics Meeting.
Un fine settimana all'insegna dello sport, quello vero, quello che unisce, quello che include. Di scena i prossimi 9 e 10 settembre allo stadio di Cassola la quinta edizione del Serenissima Parathletics Meetings, Atletica senza barriere e il Mennea Day. A sfidarsi sabato grandi atleti con disabilità e normodotati. Credo che addirittura le manifestazioni dovrebbero essere sempre così, ma purtroppo la nostra è ancora l'unica in tutta Italia. Siamo già al quinto anno. Abbiamo visto che i ragazzi non hanno differenze, loro non li vedono e questa è la cosa più importante. Speriamo che qualcuno ci copi, specialmente le federazioni. Negli anni devo dire che tutto quello che ha a che fare con lo sport inclusivo nel nostro territorio si è sicuramente sviluppato. Quest'anno avremo, come sempre peraltro, ma avremo degli ospiti veramente importanti. Tra loro Roberto Rigali, che è stato medaglia d'argento a Budapest con la staffetta azzurra, e Elena Ballortigara, bronzo un anno fa ai mondiali di Eugene nell'alto. Ci sarà poi naturalmente l'azzurra di casa Laura Strati, ci saranno i paralimpici Carlotta Bertoli, che è un gradito ritorno, è stata campionessa mondiale under 20 nella velocità, la Chicca Mencoboni, che c'era anche l'anno scorso, che è un ipovedente che fa velocità, salto in alto, salto in lungo, e Chiara Zeni, che è una atleta che detiene vari record anche mondiali della velocità per le categorie della federazione FISDIR. Questo è l'appuntamento di Cassola. Prima di continuare e parlare anche della mostra del cinema, altri aggiornamenti di cronaca tra il Veronese e il Vicentino. Ieri sera nel Veronese uno schianto automoto e c'è un 42enne vicentino gravissimo. Lo schianto è avvenuto alle 19:20 di ieri a San Bonifacio, in provincia di Verona. Lo leggiamo da Vicenza Today, lungo la strada regionale 11. Per cause in corso di accertamenti, una moto Honda 1000 condotta da un 42enne di Montebello Vicentino, effettuando il sorpasso di una Fiat Panda condotta da un 34enne di Monteforte, si è schiantata violentemente contro l'autovettura. I veicoli hanno terminato la corsa nella scarpata a lato della strada, entrambi i conducenti portati dal SUEM 118 all'ospedale di Verona in attesa di diagnosi. Ovviamente il motociclista è quello in condizioni peggiori, come spesso purtroppo accade in queste situazioni. Tornando invece a Treviso, la tragica notizia della morte di un ragazzo di appena 21 anni. Aveva 21 anni e ha lottato con tutte le sue forze per salvarsi da un male oscuro che l'ha condotto alla morte. La tragedia è avvenuta martedì scorso, 5 settembre, grave lutto a Camalò di Povegliano per la scomparsa di Alberto Pavan. Lo vediamo nella foto. Il giovane, molto riservato e da tempo sofferente di depressione, lascia la mamma Nancy, il papà Alessandro, la sorella Emma, le nonne, gli zii, i cugini, parenti e tanti amici. Il funerale sarà celebrato sabato prossimo alle 11 nella chiesa parrocchiale a Camalò di Povegliano. Purtroppo una depressione che colpisce spesso sempre di più anche a questa giovanissima età. Lasciando invece la cronaca per gli spettacoli, al Festival del Cinema di Venezia, siamo su Venezia Today. Alla mostra arriva oggi Lubo di Giorgio Diritti, ultimo film italiano in concorso, tratto dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore, un libro che ha svelato al regista vicende poco conosciute accadute in Svizzera per 50 anni, portandolo a riflettere sul senso di giustizia, sulle istituzioni, sul senso dell'educare e dell'amare. L'ultimo film italiano in concorso. In gara sarà proiettato anche Holly di Fien Troc, racconto su una comunità che proietta sul misterioso dono di un adolescente i propri bisogni e le proprie convinzioni. Insomma, continua anche la mostra del cinema. Il nostro inviato alla mostra del cinema è Lorenzo Maier, che ha raccolto in questi giorni anche due protagonisti assoluti di questa mostra, protagonisti in famiglia, la famiglia Castellitto, il giovane Pietro Castellitto che ha presentato Enea, che è in concorso per il Leone d'Oro, e il papà Sergio, più noto attore, che ha ricevuto questa mattina il premio Bianchi, il sindacato dei giornalisti cinematografici. Di padre in figlio, Enea è il secondo lavoro dietro la macchina da presa di Pietro Castellitto, giovane e talentuoso regista 31enne già premiato a Venezia, in concorso quest'anno per il Leone d'Oro. Pietro ha coinvolto anche papà Sergio in questo suo film e racconta, come lui stesso li ha definiti, giovani affamati di vita. Sono molto emozionato, molto curioso di quello che accadrà. Io personalmente sono felice del risultato, però insomma
un film dopo un po', quando ce l'hai soltanto te dentro, diventa pesante, quindi sono felice questa sera di diluire il peso condividendolo con tutti. Il suo rapporto con Venezia? Bello, io devo tutto a Venezia, mi ha battezzato come attore e come regista, dalla Profezia dell'Armadillo a Freaks Out, Predatori, e quindi Venezia mi porta fortuna. Non so quanto io porti fortuna a Venezia, perché con i Predatori c'era il Covid e con Enea c'è lo sciopero. Faccio tantissimi auguri alla Mostra di Venezia per i suoi 80 anni e a 80 anni oggi sei giovane, quindi c'è ancora tutta la vita davanti Venezia. Il papà di Pietro, Sergio, questa mattina nella sala Mosaici del Casino ha ricevuto il premio Bianchi dalle mani di Laura Degli Corri, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. A tributare l'applauso al grande maestro di cinema anche il presidente della Biennale Cicutto e il direttore della mostra Barbera. I premi te li devi meritare un anno dopo che te l'hanno dati. E adesso invece a Treviso con il Comune e il Teatro Stabile del Veneto che hanno presentato il nuovo cartellone della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario del Monaco. 3 opere, 6 concerti, una matinée per scuole e famiglie. Questo è tutto nel programma. È una stagione esplosiva che va a toccare molto la sensibilità e l'emotività, quindi largo ai giovani, largo alle grandi promesse della lirica e del concertismo. Riparte da qui la stagione lirica concertistica del Teatro Mario del Monaco, dalle grandi promesse della musica. Dopo il grande successo dello scorso anno, con quasi 1.500 abbonamenti e più di 7.000 presenze, torna una nuova stagione che oggi pensa già al futuro. Stiamo investendo molto sui giovani, quest'anno la novità sono le nuove promesse, abbiamo un concerto del vincitore del concorso violinistico di Vittorio Veneto con l'orchestra che farà Brahms, e poi abbiamo fatto un'apertura di audizioni a giugno con 160 candidature, e quindi i cast delle opere saranno composti in parte anche da giovani promesse della lirica italiana. 10 appuntamenti, 3 opere, 6 concerti e una matinée per le scuole. Si parte il 27 ottobre. Iniziamo con Bohème, apriamo la stagione, quindi un titolo importante. Siamo alla ricorrenza dei 100 anni di Giacomo Puccini, la scomparsa il prossimo anno, nel 24, quindi noi partiamo con questo preludio, con Bohème. E poi il via con i concerti. Mi soffermo su quello dedicato a Francesco Malipiero, sono 50 anni dalla morte quest'anno, quindi Malipiero, compositore cresciuto e vissuto anche a Treviso, viene ricordato con questo concerto, ma soprattutto con l'incisione delle sinfonie integrali del compositore. Grandi nomi e appuntamenti per il Teatro Mario del Monaco, che dal 1969 rientra tra i 27 teatri di tradizione italiana, stagione lirica e sinfonica quindi finanziata dal Ministero della Cultura, ma non solo. Le risorse arrivano anche dal Comune di Treviso, che nonostante le difficoltà del momento stringe denti e punta prezzi di biglietti e abbonamenti calmierati. Confermiamo i prezzi della stagione precedente, vogliamo tenere appunto tariffe basse e biglietteria bassa proprio per dare la possibilità anche ai giovani di avvicinarsi al mondo della lirica e della concertistica. E chiudiamo con Cima Grappa, questa mattina una importante cerimonia in omaggio ai caduti della Grande Guerra, con il passaggio anche del Ministro della Difesa Crosetto. Monica Smiderle da Cima Grappa. Buongiorno a tutti da Cima Grappa, sono con il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Da oggi in Cima Grappa sventola anche la bandiera ungherese. Sindaco, è una giornata storica, era presente il presidente del Parlamento ungherese, il vice ministro e il ministro della difesa ungheresi e il nostro ministro della difesa Crosetto. Sì, oggi è una giornata bella perché andiamo a rinnovare quel legame di amicizia che ci unisce non solo all'Austria ma all'Ungheria, a tutti i paesi dell'Europa, che vedono in Cima Grappa il luogo dove continuare a celebrare la pace tra i popoli, ricordando i caduti che hanno dato la vita per le nostre patrie, perché sono tutti uguali, tutti, come giustamente ricordava il Ministro, hanno combattuto per le loro bandiere, per la loro patria, ed è giusto che oggi ricevano gloria e onori da parte di tutti.
Fino ad oggi, vi dicevo, non sventolava sindaco la bandiera ungherese. No, perché era gestito praticamente anche dall'Austria, quindi avevamo la bandiera austriaca che rappresentava il governo austro-ungarico. Oggi abbiamo tutto quello che anche la bandiera ungherese e non andiamo che rinsaldare le delegazioni che ogni prima domenica di agosto partecipano alla cerimonia e adesso lo fanno in maniera ancora più ufficiale, essendoci la loro bandiera qui che sventolano il pennone. Il ministro Crosetto ha parlato di luogo della nostra memoria storica, ha parlato insomma di un luogo di amicizia, un luogo del ricordo sicuramente, ma un luogo anche di riflessione. Questo per il ministro Crosetto è il sacrario del Grappa, promettendo in qualche modo insomma di tenere viva la memoria, ma anche di conservare fisicamente questi luoghi. Sì, certo, abbiamo avuto modo anche di parlare di quello che sono poi i lavori previsti su questo luogo, quindi ci auguriamo che oggi che abbiamo la possibilità di vedere finalmente il restauro partire, che si metta veramente la marcia più potente per poter andare avanti velocemente e restituire ai nostri caduti un luogo dignitoso, non che oggi non lo sia, ma che necessita sicuramente di alcuni adeguamenti e di alcuni lavori di manutenzione. La cerimonia si è aperta con l'alzabandiera. Io saluto il sindaco che ovviamente deve andare. Grazie sindaco. Annalisa Rampin, grazie. E allora 2 parole sulla cerimonia che si è aperta con l'alzabandiera e poi la deposizione della prima corona d'alloro presso il monumento ai caduti austro-ungarico nella parte appunto riservata ai caduti austro-ungarici e poi la deposizione di una seconda corona d'alloro, la vedete probabilmente lì in alto nella parte invece dedicata al cimitero italiano e quindi dove riposano i caduti italiani. Ricordiamo che qui in Cima Grappa nel Sacrario riposano 23.000 soldati, 23.000 giovani vite che hanno lasciato, che hanno perso appunto la vita sul Monte Grappa durante il primo conflitto mondiale. Una giornata davvero storica, una giornata che verrà ricordata, una giornata che mette un nuovo sigillo di amicizia tra il popolo italiano e quello ungherese. Da Cima Grappa è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smiderle. Noi chiudiamo allora il nostro appuntamento con Focus TG. Grazie per averci seguito. Arrivederci.